pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Dino. Dino, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Ma volevo telefonare perché ho sentito la telefonata del signor Ferfoglia. Sì. Allora io posso dire con esattezza, a parte diciamo le statistiche regionali di tutti gli ospedali, non sono il numero che ha detto il signor Ferfoglia, perché per esempio a Trieste in terapia intensiva non c'è nessuno. Le posso dire confermare perché sono venuto fuori ieri pomeriggio e ho visto perché avevo un parente e per questo che ho anche chiamato, nel senso che per andare in certi reparti bisogna avere il Green Pass oppure fare il tampone. Purtroppo, avendo una persona molto cara vicino che è in fin di vita, e abbiamo anche dei nipoti minorenni che hanno fatto il tampone e per 2 settimane, una volta alla settimana l'hanno fatto entrare con il certificato fatto dalla farmacia. L'altro giorno ci siamo trovati con un'infermiera che non ci ha fatto entrare perché dicendo che sono discordi che all'amministrazione della SUGI ha dato il permesso di andare a trovare i propri malati. Però cosa succede? All'entrata di Catinara ti danno un foglietto con nome e cognome e con il Green Pass. Chi ha il tampone invece non è collegato a questo macchinario che legge il rendo per e perciò diventa discutibile. Allora io mi chiedo, infatti, come mai delle persone che hanno dei cari in ospedale che stanno per morire, non essendo magari vaccinati, lui era vaccinato, ha fatto 2 dosi perché ha 15 anni, adesso la terza dose, sinceramente con questo caos che viene a crearsi e che vediamo, e basta vedere i giornali, le richieste, in Germania sono 1,5 milioni di persone che devono essere risarcite del danno che ha convenuto il vaccino. Io ho fatto tutti i vaccini, purtroppo facendo il vaccino sono finito anche in terapia intensiva perché mi ha preso un infarto, causa il vaccino, constatato questo, non solo io ma erano altre 7 persone. Perciò voglio esulare perché io non sono un Novax, ho fatto tutti i vaccini possibili e immaginari e sono convinto della scienza, però questo vaccino qua effettivamente mi dà dei dubbi e se noi andiamo a vedere le cose, ma io mi chiedo come mai se uno fa come è previsto per la legge il vaccino, hai la maschera FP2 e devi andare a trovare un tuo caro, non ti danno il permesso di vederlo gli ultimi giorni della sua vita. E questa è una cosa che non va fatta. Questa è la segnalazione del nostro telespettatore. Intanto ci dispiace davvero per la sua situazione, Dino, grazie. E per quanto riguarda, basta guardare i risultati di vari ospedali regionali, non è il numero che ha detto il signor Farfoglia. Grazie.